Sacroatto Italia numero 27938/04, pagina 1. Santa Cecilia Vassina, vergine e martire. Il Sacroatto Italia numero 1, partire da qui, tutto il resto è conseguenza. Si visualizza tutti i commenti, va bene, ecco, ma prima sacra infezione Questura di Milano, ufficio prevenzione generale, dal 27458/98 al 27938/04, e poi Sacroatto Italia numero 27938/04, pagina 2, numero 0815/1158 0672, certificato controllo, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, al nome di cognome, che cognome? Russo, ecco, nome Angelo, nato il 12/4/1948 in piazza Armerina, sulla richiesta di chi? Autorità giudiziaria, per uso giustizia penale, articolo 21 comma 1 di PR 14/11/2002 numero 313, si attesta che nel casellario di Enna risulta nulla. Che peccato. Milano 27/2004, estratto da Chiavuzzo Loredana. Ecco, e passiamo ai commenti del video di ieri, ai commenti all'inserito del video di ieri. Fondo Famiglia Lavoro, raccolti oltre 10 milioni di euro. Dice, circa 40.000 euro sono stati raccolti grazie alla vendita dei presepi del cardinale Tattamanzi sui muri di Milano. Inoltre in questi giorni è protagonista una campagna di sensibilizzazione alla donazione, il cui slogan è "Non aspettiamo Babbo Natale". Commenta raccolte losche, distribuzioni ignote, carità pelose, eccetera. I Trovatelli d'Italia, dice, sono i più poveri del mondo di tutti i tempi. I Trovatelli d'Italia hanno fame, chi non li sfama è un infame. I Trovatelli d'Italia hanno freddo, chi non li scalda è uno scalzacani. E modici i santuomini, le sante donne, leggono e danno ordine di cancellare. E loro, i servi della redazione, Milano Today, dice, cancellano, augura a tutti il paradiso da qui all'eternità. Didi, ma che sta di? Dice, anticanaglie, cioè Didi, dice, sei un povero pezzo, che tu possa rimanere così a vita. Chi l'ha detto? Jingle Bell 32, Young 32, un giorno fa. Sì, vabbè. Commenta, vedi, ma che sta di? Dice, la prova provata e riprovata che c'ha ragione, con 2G. I Trovatelli d'Italia Doc, dice, prima infornata, augurano a tutti buona fine e
Sala Bonafine, Milano Italia meraviglia, via fate pena, fratelli. Dice, per non essere pazzi bisogna essere dementi come loro, ma per non essere ladri, assassini, depravati, bastardi, chiaviche, merdacce, bisogna essere come loro. Dice, vade retro Italia, vade retro feccia, che è lo stesso, no? Italia uguale feccia d'Italia. Ecco, e poi, no, visualizziamo, vediamo, ecco, ci vuole qualche attimo. C'è, conoscere i grandiosi trovatelli d'Italia, fratellini e sorelline del grande fratello di Orwell. Dice, se non li conosci, non ti conosci, non sei uomo, non sei donna, non sei gay, sei nessuno. Dice, nessuno, praticamente una merdaccia. I trovatelli d'Italia, dice, niente trucchi, zero inganni. Napoletano, il discorso? Dice, un occhio al trapassato remoto, l'altro al sol dell'avvenire, dice, il presente e non lo vede. Dice, grandiosi trovatelli d'Italia, di cui il Papa del Colle ne è ovvio il marchio, il bollo, il gran visir. Santissimi trovatelli d'Italia. Dice, dovendo recarsi a Roma per non gravare finanziariamente sul convento, diciamo così, Suor Cecilia Vassena decide di fare l'autostop. Si posiziona all'ingresso dell'autostrada con un cartello recante la dicitura Roma e canta, dice, sono santa, quando viaggio sono già in viaggio con la zocca, fumi divini, erbe varie, ma poteva essere Suor Chiavuzzo Loredana, vabbè, è lo stesso, una trovatella d'Italia, insomma. Un camionista la vede, la carica, arrivano a Bologna dove inizia il tratto dell'Appennino e tra una salita ed una discesa, tra un tornante ed una galleria, dovendo usare molto di frequente la leva del cambio, il camionista prova a sfiorarle il ginocchio. Suor Cecilia Vassena, o Loredana Chiavuzzo, quello che è, trasale ed esclama, dal Vangelo secondo capitolo, versetto, al che il camionista desiste per un po', ma poi ci riprova ottenendo da Suor Cecilia Vassena, o Loredana Chiavuzzo, la stessa esclamazione. Non convinto, prima di arrivare a Firenze, decide di approfittare degli ultimi tornanti e ci riprova, ma il risultato non cambia. Disilluso, arrivato a Roma, lasciata a Suor Cecilia Vassena, o Loredana Chiavuzza, quello che è, nei pressi della sua destinazione, e lasciato il camion in magazzino per lo scarico della merce, nell'attesa decide di fare una passeggiata. Passando davanti al portone aperto di un convento, diciamo così, gli ritornano in mente le invocazioni di Suor Cecilia Vassena, o Loredana Chiavuzzo. Loredana Chiavuzzo è cancelliera segretaria di Suor Cecilia Vassena. Incuriosito, entra e, vedendo sparsi sui banchi dei Vangeli, diciamo così, ne prende uno e, trovato il versetto citato da Suor Cecilia Vassena, o Loredana Chiavuzzo è lo stesso, legge: verme, perché strisci così in basso quando più in alto c'è il paradiso? Ecco, il cardinale, tornando al Tettamanzi che vende i presepi e mette all'asta i presepi, dice, il cardinale, sant'uomo, raccoglie soldi liberandosi delle cianfrusaglie.
Ah, dice, sì, dice, in generale, dice, è la falsa guerra tra certi politici, giornalisti e togati d'Italia continua, chiaramente falsa anche e perché i questurini d'Italia non li rimbrotta mai nessuno, sono il braccio armato, no? I portavomiti di Tagliadoc, dice, tutti spariti, sì, dice, anche gli aspiranti amici, tutti falsi, e ancora, dice, c'è chi tenta di spacciarsi per amico, tutto, Wikileaks, Assange, si dice il raglio del travagliato mondiale, Valium, Mafie e SAT riunite, è mondiale, è mondiale. La cupola resta però, deve restare in Italia, a Milano. Coppola, quell'orinale che si ostinano a chiamare tribunale, quella iattura che si ostinano a chiamare questura. Chiuso, principio mio. Si contestano e si respingono perché infondate le dichiarazioni di controparte, che peraltro non ha mai fornito alcuna idonea e valida prova dei versamenti degli importi dei canoni pagati per l'avvenuta arbitraria occupazione gratis e senza titolo di locali di proprietà privata altrui sin dal maggio 2004, in violazione di quanto riconosciuto e garantito dalla legge ordinaria e tutelato costituzionalmente. Milano, 29 marzo 2007. Avvocato Rossana Filacchione. Firma. Poliziotti made in Italy con licenza di avvocati made in Italy regolati dai codici, magistrati made in Italy senza remore studiano, presidenti made in Italy sorridenti blandiscono, candidati made in Italy, giornalisti made in Italy che intervistano i broccoli della mamma, degli ortaggi dell'ortolo, se carote, melanzane e cocomeri, sono d'accordo, i microfoni si spengono. Questa è la mia Milano. 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 Nicolasca, più famoso di Milano,
sono tutt'uno, ordinati e manigoldi, il vizio che non sa perché sta lì, risposte mai non ha, gli dicono stai zitto, essa con vestiti, minacciano di tuoi.